Bentornati in studio. La crisi tra Russia e Ucraina è al centro della nostra puntata di questo lunedì 14 febbraio e l'allarme lo lancia anche Confagricoltura Veneto. Vediamo proprio dal sito veronaeconomia.it. Insomma, l'associazione presieduta a livello regionale da Lodovico Giustignani è preoccupata perché teme speculazioni sui prezzi. È una guerra di nervi, dice Giustignani, che scatena una guerra commerciale con rischio di speculazioni che fanno andare in fibrillazione sia il mercato dei cereali, insomma, e altri mercati ovviamente, che adesso ci dirà direttamente Giustignani. Benvenuto Presidente. Buonasera, buonasera, grazie. No, certo c'è una grande preoccupazione perché diciamo che l'Ucraina e anche la Russia sono due stati molto importanti per quanto riguarda la produzione di cereali. Non dimentichiamoci che l'Ucraina veniva chiamato il granaio d'Europa, da qui provengono grossi quantitativi di mais a uso zootecnico e anche di frumento tenero per quanto riguarda la panificazione. Per cui chiaramente siamo preoccupati che un conflitto possa portare a dei danni a quelle che sono le strutture di stoccaggio, poi a quello che possono essere gli imbarchi sul Mar Nero, creando poi delle tensioni che assolutamente non giovano, ricordando che poi l'Italia è un grande importatore di quanto riguarda i mangimi, per quanto riguarda la zootecnia, per cui questo ci preoccupa, come chiaramente ci preoccupa che nell'ultimo periodo stiamo assistendo a un caro energia di tutti i settori che colpisce anche l'agricoltura, non solo per quello che riguarda, diciamo, il gasolio per le lavorazioni dei terreni, per quello che è l'input energetico per quanto riguarda i trattori, ma anche perché il costo energetico grava molto anche sulla produzione di quelli che sono i concimi minerali di sintesi e questo riporta poi dei costi a livello produttivo. Tra l'altro si riduce drasticamente la già ridotta marginalità che gli agricoltori hanno sulle coltivazioni e anche sui prodotti, e pensiamo anche a ortofrutticoli e quant'altro. È una situazione critica, possiamo utilizzare un po' questo aggettivo, secondo lei? Beh, diciamo che è critico nel momento quando gli input produttivi aumentano in maniera molto molto importante. Basta pensare che oggi, per quanto riguarda, diciamo, la concimazione del mais che andremo a fare con le semine primaverili, con i cereali, sì, con le semine primaverili, noi stimiamo che ci sarà un aumento di 3 volte il costo di quello che è il concime azotato. Non è poi solo una questione di costi, ma anche che poi bisogna trovarli, insomma, molte aziende produttrici hanno chiuso proprio per una questione energetica, perché i costi sono troppo elevati, per cui e non dimentichiamoci che anche alcuni concimi minerali provengono proprio da questa zona da dove c'è un probabile conflitto. Abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata che voi temete speculazioni, in particolare a che livello e soprattutto con quale forma? Beh, intendiamo speculazioni se dovessero mancare, come dicevo prima, come se dovesse mancare quello che diciamo un bacino di esportazione per quanto Certo. riguarda frumento e mais, se viene a mancare questo, chiaramente abbiamo un rimbalzo all'alto dei prezzi che per certi aspetti può far piacere, diciamo, magari ai coltivatori di cereali, ma per tutto il comparto zootecnico, per quanto riguarda la mastica, non va assolutamente bene. Poi le speculazioni non vanno mai bene. Per quanto riguarda la manodopera, fino a qualche mese fa c'era anche questa criticità e il fatto di trovare manodopera per i campi è un po' rientrata questa emergenza. No, assolutamente non è rientrata, non è assolutamente rientrata, forse con grande ritardo è ripartito il decreto flussi che permette l'arrivo di stagionali qua in Italia per quanto riguarda dei settori molto importanti, per quanto riguarda la raccolta e quant'altro, ma sicuramente oggi il settore agricolo, come altri settori qua in Veneto, sta soffrendo della manodopera, insomma, della capacità di reperire manodopera sia specializzata che non specializzata nel settore agricolo. Per quanto riguarda invece l'emergenza sanitaria, l'introduzione del Green Pass per gli over 50 potrebbe creare un ulteriore restringimento per quanto riguarda, stavamo parlando di manodopera e quindi di forza lavoro.
Beh, questo lo sta già creando, insomma, ho già amici, colleghi in aziende agricole che hanno dei dipendenti che hanno 50 anni di età e che purtroppo non possono recarsi sul mondo del lavoro, per cui sono a casa. Presidente, insomma, ci auguriamo che davvero queste tensioni internazionali rientrino, anche perché sono a rischio molte aziende anche agricole, lo ha sottolineato lei prima, l'aumento dei costi rischia di mettere in difficoltà proprio l'operato di queste aziende venete. Insomma, non possiamo permetterselo in una regione come la nostra che è tra le prime per quanto riguarda le produzioni agricole. Beh, ha fatto un ottimo riassunto, poi chiaramente l'aspetto diciamo di un aumento dei prezzi, stiamo già assistendo a un aumento di quello che è l'inflazione è ben superiore a quella che si dice del 4-5% e questo aumento dei prezzi potrebbe poi portare che, diciamo, a un momento di frenata di quello che sono i. Grazie per essere stato con noi, Presidente Giustiniani, e un buon proseguimento di serata. Grazie, grazie, buonasera a voi. Noi lasciamo spazio alla musica, ci vediamo tra poco.